Oggi voglio parlarti di una cosa davvero importante quando si balla salsa e bachata, ovvero il ritmo. Preparati a scoprire perché il ritmo è così importante e come può trasformare il tuo modo di ballare in qualcosa di magico. Innanzitutto, il ritmo è il cuore pulsante della salsa e della bachata. È ciò che tiene insieme tutti i movimenti e le figure, dando vita alla musica e rendendo il ballo coinvolgente ed emozionante. Imparare a sentire il ritmo, quindi, è fondamentale per ballare salsa e bachata con successo. Ti aiuta a sincronizzare i tuoi passi con la musica, permettendoti di muoverti con fluidità e grazia sulla pista da ballo. Il ritmo però non riguarda solo i piedi, è anche nei movimenti del corpo e nelle connessioni con il partner. Quando sei in sintonia con il ritmo della musica, tutto il tuo corpo si muove in armonia, creando una performance coinvolgente e affascinante. Inoltre il ritmo ti permette di esprimere anche la tua personalità attraverso il ballo. Puoi giocare con il ritmo, facendo pause, accelerando o rallentando i movimenti per creare effetti dinamici e sorprendenti. Quindi la prossima volta che ballerai salsa e bachata, ricordati dell'importanza del ritmo. Ascolta la musica, senti il ritmo nel tuo cuore e lasciati trasportare dalla magia del ballo. A presto!